Grazie Presidente. Devo dire che la questione che riguarda il finanziamento di questo progetto di legge è forse il nodo più critico e anche il tema attorno al quale si realizza la distanza più profonda tra le richieste delle opposizioni e la risposta della maggioranza. Quando è stato il momento di ringraziare per la collaborazione l'abbiamo fatto, allo stesso modo non possiamo non registrare che abbiamo un'impostazione profondamente diversa rispetto alle modalità di finanziamento del cambiamento che noi stiamo proponendo ai comuni. Devo dire, Assessore Lanzarin, che le parole del collega Soranzo, smentiscono un po' le cose che lei ci ha detto, e cioè collega Soranzo sostiene che i comuni non sanno cosa capiterà, non hanno idea dei conti che dovranno sostenere. E in effetti le parole del sindaco Conte ci richiamano questa mattina esattamente a questo problema, il sindaco di Treviso, che dice: a me va bene tutto purché ci diate le risorse per farlo. Quindi intanto chiederei che vi mettiate un po' d'accordo per capire se quello che i vostri sindaci ci dicono sui giornali corrisponde alla realtà. Ora, il problema che però sta alla base di questa considerazione che noi portiamo avanti non sono, collega Soranzo, conti che le minoranze devono rivedere, ma una preoccupazione seria che lei e i consiglieri di maggioranza come lei dovrebbero raccogliere, perché non sono le preoccupazioni dei 10 consiglieri di minoranza, sono le preoccupazioni dei sindaci e dei territori che lei liquida dicendo: vedremo, se non ce la farete vedremo, forse qualcosa vi daremo. E io ritengo che le sue parole siano state non solo inaccettabili sul piano logico, ma anche pesanti sul piano politico, perché di fronte alle preoccupazioni dei sindaci e degli amministratori locali rispondere vi arrangerete, vedrete che ce la farete, è una risposta, come sempre accade quando la pronuncia la destra, che non risolve un problema che esiste. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare la riforma degli ATS perché abbiamo detto che i comuni in forma singola non sono più in grado di corrispondere a dei bisogni e a delle necessità che si allargano, perché non hanno le risorse per affrontare da soli i bisogni che si allargano. Ma come possiamo pensare che con le medesime risorse, seppur in forma associata, siano in grado di rispondere a quegli stessi bisogni a cui prima non sapevano rispondere? Perché è oggettivo che la costruzione di una terza struttura, oltre agli uffici comunali, produce per definizione dei nuovi costi da sostenere, e non saranno sufficienti i fondi che i comuni destinavano in quota capitaria all'ente capofila di una convenzione, la convenzione non prevede infatti l'ente terzo, che è una delle ragioni per cui abbiamo insistito. Ma se io devo costruire un nuovo soggetto che deve tenere insieme le risorse di tanti comuni, è evidente che la somma di poco è sempre poco, non è un moltiplicatore l'ATS, è sempre una somma e le risorse non saranno sufficienti. È una contraddizione in termini quella che voi ci sottoponete. E se i comuni non avranno le risorse per mantenere da soli questi ATS, il risultato è che la forbice tra chi ce la fa e chi non ce la fa si allarga. E l'esempio che lei ci ha fatto, collega Soranzo, è l'esempio più semplice che si può fare per spiegare come voi risolvete i problemi delle persone fragili. Cancellate il reddito di cittadinanza, introducete il reddito di inclusione, risparmiate i soldi della differenza. Peccato che quel risparmio non abbia cancellato le fragilità. C'è un articolo sulla Stampa di oggi che dice che ci sono milioni di persone che sono sprovviste di sostegno al reddito perché avete cancellato il reddito di cittadinanza. Se voi per risparmiare, come fate con questa legge, pensate di lasciare le persone che hanno bisogno prive di protezione, certo risparmiate, certo scaricate il problema sulle fragilità, ma in questo caso addirittura lo scaricate sui comuni, perché come lei ben sa, consigliere Soranzo, quando una persona ha bisogno non viene da lei in questo consiglio regionale a chiederle conto, va dal sindaco del suo comune. E se il sindaco del suo comune non ha più gli assistenti sociali, non ha più i funzionari che possono corrispondere a quel bisogno, non ha le risorse per erogare servizi e prestazioni che sono
diritti sociali previsti e che ha compito della Regione insieme ai comuni a erogare, il problema esiste e la sua risposta, si arrangino, è una risposta irresponsabile. Colleghi, lasciate finire la collega Camani, grazie. Presidente, io non ho mai detto questi termini. Casomai dopo interviene per fatto personale. Prego, collega Camani. Ora, è evidente che a cosa servono le risorse rispetto alle quali noi chiediamo un impegno totalmente diverso dalla Regione? Per pagare le risorse umane che sono necessarie per erogare le prestazioni sociali e per valorizzare le competenze necessarie. Quindi torniamo al punto e alla distanza che esiste e che per noi è fondamentale. Noi rischiamo di costruire dei contenitori vuoti, utili, strumenti importanti, ma che non avranno al loro interno le risorse umane, le competenze, la capacità di realizzare l'obiettivo che con questa legge abbiamo provato a definire. 5 milioni e mezzo in 3 anni non sono sufficienti e l'ho detto, ma ci preoccupa anche la fonte di finanziamento, Assessore, che individuate e rispetto alla quale vorrei sapere come mai nessun consigliere... Colleghi! E rispetto alla quale vorrei sapere come mai nessun consigliere si è posto il problema. Perché a parte la parte di risorse che temporaneamente prelevate dal capitolo per le spese extra LEA, dico temporaneamente perché sapete anche voi che a quei bisogni dovrete soddisfare, dovete trovare delle risposte soddisfacenti e quindi dovrete recuperare quelle risorse. La quota più rilevante di questi 5,5 milioni, non so se ve ne siete accorti, ma sono le risorse che il bilancio destina alle leggi del Consiglio regionale. Cioè noi già ci lamentiamo che abbiamo poche risorse in bilancio per poter incidere attraverso la nostra attività nelle politiche regionali. E voi quei pochi soldi che ci dedicate ogni anno per le leggi del Consiglio regionale ce ne togliete 2 milioni per finanziare questa operazione di cambiamento strutturale. Cioè noi, grazie alle risorse che voi mettete in questa legge, abbiamo visto ridursi sensibilmente la quota di risorse a cui possiamo attingere per fare le leggi di iniziativa consigliare. E vi va bene così, perché poi non lamentatevi quando succede che non possiamo fare le leggi con un po' di capacità di finanziamento. E questo è l'elemento, l'argomento, per cui dico che la preoccupazione e la distanza tra le necessità e le cose che voi garantite è strutturale, perché anche questi 5 milioni e mezzo in 3 anni non li mettete andando a prendere dal bilancio della Regione le risorse necessarie, le togliete al Consiglio regionale. Cioè raschiando il fondo del barile, tornando a confermare ciò che sosteniamo da anni, e cioè che noi in questa regione, se voi non mettete mano alle politiche di bilancio, non saremo in grado di fare alcuna riforma, perché le riforme hanno bisogno di soldi e se i soldi nel bilancio non ci sono, le riforme hanno bisogno di gambe, senza gambe non camminano. E quindi rassegniamoci che non potremo fare mai niente perché non abbiamo i soldi per farlo, incluso riforme così importanti come quelle che riguardano i bisogni sociali delle persone. In una fase storica in cui i cittadini hanno sempre più bisogno della casa, della cura, dell'assistenza, della soluzione del problema della violenza, della tossicodipendenza, del disagio lavorativo, in una fase in cui le persone non hanno neanche più i sussidi al reddito per poter affrontare momenti di difficoltà o di temporanea astensione dal lavoro, in una fase storica che non riguarda solo il Veneto ma anche il Veneto, in cui i bisogni sociali crescono, noi proviamo a ristrutturare le politiche sociali senza soldi, confidando sempre nei fondi nazionali, nei fondi europei, a proposito di autonomia e di capacità della Regione di essere virtuosa, generando reddito e mettendolo a cadere sul territorio. Senza governo, senza soldi di Roma e senza soldi dell'Europa, qua non si fa niente. Allora forse sarebbe il caso di porci il problema, mi fa piacere che sia rientrato l'assessore al bilancio,
che ci ha sentito ormai decine di volte fare questo discorso e che ormai inizia ad essere pure tardivo perché i buoi sono già ampiamente partiti, e vado a chiudere, che o noi cambiamo le politiche di bilancio e troviamo all'interno del bilancio le risorse per sostenere i bisogni dei nostri cittadini, oppure qualsiasi proposta è destinata a naufragare.